E buongiorno, nuovo vlog. Non mi aspettavo di vedere il sole oggi, ma neanche minimamente. Quindi sono contenta perché oggi devo andare via e quindi avere il sole è tutta un'altra cosa. Mi scaldo il porridge, faccio colazione, poi vado a lavarmi. Non so cosa mettere da vestire, non ne ho idea. Devo andare a vedere. Devo andare a vedere. Devo incartare questi orecchini perché oggi è il giorno, questa roba sparirà. Oggi vado a trovare la mia amica, quella delle gemelle, e quindi mi libero anche la scrivania che quella roba ce l'ho lì da mesi. Sto rimandando veramente da tantissimo. È che tra una roba e l'altra alla fine non sono più andata. Poi c'è stato tanto traffico durante l'estate su quella strada, tantissimo, perché questa strada chiudeva spesso e quindi quella era la via per andare a Cortina. E quindi io non sono più andata da lei, sinceramente. Però è giunto il momento. Quindi oggi pronti, partenza e vado via. Non parto tanto presto perché comunque dovrei starci un'oretta a arrivare da lei. Secondo me ci starò di più di un'ora. Sono le 7:49, 8:49. Sì, per le 10 credo di essere da lei. Adesso ho tempo di fare colazione, di lavarmi e uscire di casa, insomma. Poi oggi pomeriggio tornerò a casa per pranzo e poi pomeriggio io e Franza andremo via. Quindi oggi tutta la giornata fuori in pratica. Oggi va così. Dobbiamo andare a comprare delle cose per il viaggio. Qua la situazione è tosta. Allora, sulla strada è tutto un cantiere. Ci sono... cioè, no, è assurdo. Ci sono pezzi fresati, quindi manca l'asfalto. Ci sono dei gradini alti così, se non di più anche. Cioè, ci sono in certi posti, mi è capitato di vedere che fresano l'asfalto, però non lasciano lo scalino, fanno sfumato, in modo che le macchine non si disfino. E invece qua è tutto un continuo rallentamento perché ti devi praticamente fermare perché ci sono dei gradini troppo alti, cioè c'è uno scalino troppo alto, si disfa la macchina. Quindi qua è tutto così. Adesso sono ferma invece in colonna, probabilmente c'è un semaforo, è tutto un cantiere e io non sapevo che questa strada fosse ridotta in queste condizioni. Non dico che non sarei andata a trovarla, ma sarei veramente partita molto prima, perché non pensavo ci fosse tutto sto casino. Vabbè, quindi niente, sono qua che attendo. Ah, il camion dietro che fa tanto rumore. La mia macchina non può fare tutto sto rumore, Comunque sì, sono rimasta un po' così perché c'è effettivamente tanto traffico in questa zona del Cadore. Io era da tantissimo che non passavo di qua. Tenete conto che non passo su questa strada è da non lo so. Sapete che non lo so? No, dall'anno scorso non credo. Quest'anno sarò passata una volta. Penso di sì. Comunque è da una vita che non passo di qua. Non so. Alle volte come Paola Style mi fa da giugno che non uscivi. Sì, da giugno è tanto. Per quella volta che in quel video che ho detto che era da giugno che non andavamo a mangiare la pizza, che non andavamo a mangiare fuori la sera. E effettivamente è tanto sì, però io non me ne sono resa conto di tutto il tempo che è passato. Ah, c'è grazie che ci fai passare tutti. Grazie. C'era l'omino, non c'è il semaforo, c'è l'omino. Sì, si stanno preparando per asfaltare, hanno buttato il liquido. Proprio in mezzo al fumo dell'asfalto. Non ci credo. C'è uno che sta facendo manovra. Proprio qui. No, dai. E questa anche ha la freccia. Ah no. Vabbè, le avventure in macchina per andare nella valle del Comelico. Cioè,
ci arriverò prima o poi. Sarei dovuta partire alle 9, sono partita alle 9:40, se più o meno. Sono le 10:15. Io sono ancora qua in viaggio. Di solito in 50 minuti si è lì. Penso che oggi ci metterò più di un'ora ad arrivare. Sicuramente. Mamma mia. D'altronde i lavori, le strade, beh, bello asfaltato qui però, che meraviglia la strada così, perché anche questo tratto qua era in condizioni pietose l'asfalto, sto tratto qua sì, che bello che è adesso, che scorrevole, non ci sono buchi, che meraviglia. Vabbè, ci sentiamo più tardi. Guarda le galline. Ciao Coco. Salve. Vero? Io non sono mai passata qua. No? È bello qua. Sono mai venuta di qua. Questi sono gnomi. Sì. Gnomi? Oh, sì, gnomi. Che bello. Quello scivolo. Tornata a casa. Tornata a casa adesso. Devo fare da mangiare e in teoria, come vi ho detto, andremo via pomeriggio. Nella teoria, nella pratica non lo so, ma nella teoria sì. Ta-dam! Bravo, perché dietro perché ho messo quello che mi dice attenzione a controllare che dietro non ci siano passeggeri o cose sui sedili. In effetti io qua per terra dietro il mio sedile ho della roba da... mi ha ricordato perché già non mi ricordavo più. Vabbè, quindi niente, questo è quanto. Giretto fatto, non ho filmato granché, siamo state fino in posta, abbiamo fatto una passeggiata nel bosco che io non avevo mai fatto in vita mia, non avevo mai camminato lì, sinceramente. Madonna che macchina polverosa che mi sono ridotta oggi. Comunque ho fatto una stradina diversa, un percorso nel bosco diverso che non conoscevo, in un paese che non è il mio. Oddio, sto pulendo la strada con la sciarpa, perfetto. Allora, e quindi bello, dai, insomma, è stato... abbiamo fatto una passeggiata, quindi è andata bene così. E poi tornate a casa, era già mezzogiorno, sì che le bambine dovevano mangiare, sono rimasta lì finché hanno mangiato un po' e poi sono andata via, perché comunque anche loro dovevano mangiare, allora sono andata via. È che mi è dispiaciuto perché sono arrivata tardi, no? Sono partita tardi da qua e ho trovato tanti lavori sulla strada e quindi sono arrivata anche tardi lì, no? Non abbiamo potuto stare tanto insieme, però dai, insomma, piuttosto che niente. Ok, dai. E adesso preparo la pappa e poi vediamo se andiamo via o meno, non lo so. Intanto devo dare una pulita a casa perché stamattina non avevo fatto niente, quindi do una pulita a casa e poi vedo di fare qualcos'altro, far da mangiare, fare tutto il resto, insomma, quello che c'è da fare. Alla fine non andiamo da nessuna parte, no, perché comunque era già un po' tardi. E quindi niente, pomeriggio a casa, sono qui al sole, mi sono messa qui, sto da Dio al sole, da Dio, una meraviglia, c'è un bel calduccio col maglione poi, bellissimo. Questo è uno degli acquisti dell'estate, questo maglione qui. Io ve lo dico sempre, dovete comprare durante l'estate la roba per l'autunno e inverno. Anche se poi ne esce di nuova, eccetera, però almeno trovate cose carine, decenti, che costano un pochino meno. Comunque niente, saremo a casa oggi pomeriggio e quindi stavo pensando, non andrò dai miei, perché mia mamma è stata male di nuovo, quindi... sì, vabbè, io sono stata insieme a lei ieri. Perfetto, spero di non ammalarmi. E stavo pensando di fare un dolcetto
Secondo voi cosa potrei mai fare? Un porridge miso? Stavo pensando di fare un dolcetto per la merenda. E tanto è un attimo, si cuoce l'avena, si lascia raffreddare, poi si prepara il tutto, è un attimo. Stavo pensando di fare un dolcetto. Le bambine sono state contente dei giochi che ho portato. Ho regalato sapete quelle... Allora, uno era una scatola con dentro tutte le forme, non so se ve l'ho fatta vedere, no, non ve l'avevo mai fatta vedere, tutte quelle forme geometriche con le calamite che si attaccano tra di loro, ecco. E una a quella sono diventate matte, anche mentre stavano mangiando, dovevano giocare. E l'altro invece è un tappeto, io non so bene come funzioni, comunque è un tappeto e ci sono dei pennarelli barra pennelli che vanno ad acqua e si colora, tra virgolette, disegna con l'acqua in sostanza, quindi praticamente i bambini non sporcano da nessuna parte perché è solo acqua e c'è questo tappeto che è tipo una sorta di lavagna che però funziona solo con l'acqua, non so come spiegarvelo. Comunque trovate su Amazon tutti questi giochini, diciamo montessoriani, neanche tanto, però sono giochini carini, ecco, non giochi stupidi. Sono giochi che hanno anche un senso, quindi bello. E sono state molto contente. Tant'è che dopo pranzo la mia amica ha dovuto tirar fuori il tappeto perché volevano giocare con quello. Perché nella busta avevano visto che c'era una cosa più grande e loro volevano quella. E comunque sono state contente. Almeno si perdono un po' di tempo, si perdono via a fare qualcosa di diverso, no? Finché è la novità, poi comunque dai. E niente, mi piacerebbe andare molto più spesso da lei, e che il problema, a parte la strada, il traffico, è un'oretta di strada, quindi non è tanto. Però il pensiero che ci sono tutti questi lavori sulla strada mi mette un po' di... cioè non mi fa venire voglia di andare, perché so che se vado trovo un casino di cantieri. E siccome non è una cosa che devo fare, allora la evito. E invece sarebbe carino andare più spesso, sinceramente. Sarebbe bello andare più spesso e stare più spesso assieme. Ci sentiamo tutti i giorni, più volte al giorno. Quindi le bambine comunque mi hanno riconosciuta dalla voce, non si ricordavano di me chiaramente perché mi avevano vista ma erano piccolissime e quindi mi hanno riconosciuta ma dalla voce, perché mi sentono tutti i giorni, perché parlando via WhatsApp con la mamma hanno capito che ero io, insomma. E quindi erano contente. Appena mi hanno visto si sono messe a ridere. Va bene, ok. Comunque dai, sono state contente. E anch'io alla fine, anche se è stata tutta una corsa, come sempre quando vado da lei, non riesco mai a fare con calma, però alla fine siamo andate bene lo stesso, dai. Un po' insieme siamo state, non tantissimo, ma mi sono trattenuta anche un po' troppo lì, perché dovevano pranzare, quindi si sta benissimo qua, cioè dormirei in questo momento. Il calore del sole è così piacevole in questa stagione. Bello, non è come d'estate che ti ustiona, no, è molto piacevole adesso. Cioè mi fa proprio sonno. Vabbè, dai. Non vi ho neanche fatto vedere l'outfit di oggi. Oggi sono vestita totalmente Shein, quasi totalmente Shein. Canottiera, maglia, maglione e leggings Shein. O Shein, vabbè, quello là, insomma. Ecco, questo è l'outfit di oggi. Il mio maglione, che adesso l'ho allargato qua sotto, ma si può comunque stringere perché ha gli elastici. I leggings marroni, color cioccolato proprio, questi qua, sono belli. E sotto ho una maglia che però, adesso ho anche la pancia gonfia, si arriccia. Purtroppo purtroppo, nel senso che io quando l'ho comprata non me ne sono accorta. È fatta così praticamente. Qui sul lato è tutta che si arriccia e quindi è corta. E a me non è che piaccia così corta, sinceramente, perché, boh, non so,
non mi piace particolarmente. Forse non è adatta ad essere indossata con dei leggings sotto, forse. Comunque sono tutta marrone. Tutta marrone. Con la mia giacchina, la mia felpina sopra. Ma questa felpa è bella, è la prima volta che la indosso, eh. Mancano le tasche. Ecco, una cosa che mi manca, perché le tasche sono sempre utili da avere. E in questo caso non ci sono. Vabbè, no, il sole. No, c'è una nuvola proprio lì. Beh, andrà via. Io devo scaldarmi un po' le ossa. Qua sotto c'è Bue, ho sentito un rumore. Eccolo qua. Bue. Ehi, ti scaldi le ossa al sole? Sì. Vero sì? Anch'io mi scaldo un po' al sole. Vero Bue? Io mi sono messa qua. C'è questo raggio di sole, si sta benissimo. Devo andare di là a sistemare la cucina in realtà, ma ho detto mi rilasso un secondo, io dormirei. È che non posso dormire il pomeriggio, se no non dormo più la notte. Già non dormo tanto, cioè faccio fatica ad addormentarmi perché non lavorando non mi stanco a sufficienza e quindi faccio fatica ad addormentarmi la sera. Tanta fatica, per quello tendo ad andare a letto molto tardi. Solo che poi mi alzo tardi la mattina, è una cosa che a me dà molto fastidio alzarmi tardi la mattina. E va bene. Quindi non posso dormire pomeriggio anche se ho sonno, perché poi non dormo più la notte. No, non ce la farò mai ad alzarmi. Io adesso mi rimetto qui al sole e sto qui. Ah, che piacevole sulle gambe il sole. No, io sto qui adesso. Guardate chi c'è. Eccolo là. Amico Frizzi là, guarda. Colui che fa casino ogni sera, ogni notte. Cervo e le due femmine. Solo due femmine, non ce ne sono altre. No, c'è solo quelle due. No, non ce ne sono altre.